Presidente, è arrivata la circolare, è stata accolta la richiesta, i positivi asintomatici escono dal conto dei ricoveri? Allora, innanzitutto lasciatemi dire un'altra cosa, che sulla base dei numeri che stanno esaminando al CTS, la Lombardia rimarrà gialla anche la prossima settimana, anche perché uno dei parametri è ancora al di sotto del limite. Per quanto riguarda l'altro discorso, io voglio soltanto sottolineare che la richiesta che è stata avanzata per una questione di trasparenza e di correttezza, per una questione di informazione che deve giungere ai nostri cittadini nel modo più corretto possibile. Allora è evidente che esiste una differenza tra chi entra in ospedale per una patologia che dipende dal Covid e quindi deve essere considerato come malato di Covid, e chi entra in ospedale per un'altra patologia, perché ha avuto un incidente stradale, perché deve essere operato di ernia, perché deve essere operato di appendicite, e in quell'occasione si riscontra anche la presenza del Covid. Sono due fattispecie che io ritengo, per una questione di correttezza, debbano essere distinte. È un discorso che noi stiamo facendo già dai tempi della prima ondata. Ecco, è una questione di correttezza che riteniamo assolutamente fondamentale.